Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i napoletani nel mondo, a tutti i tifosi del Napoli e a tutti coloro che vi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti. Carissimi amici, il Napoli si conferma capolista, il Napoli si conferma mostruoso, si conferma fantastico. Caro Napoli, ma quanto sei bello! Ma quanto sei forte! Il Napoli piazza altre 4 reti anche al Sassuolo e così si va avanti. Adesso tocca alle altre indietro fare risultato, altrimenti il Napoli come capolista allungherà il passo. Napoli batte Sassuolo 4-0, tripletta di Osimhen e un gran gol di Kvaratskhelia. Mamma mia Napoli, ma quanto sei bello, ma quanto sei forte. Ragazzi, una partita in cui il Sassuolo ha cercato di giocare, ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Il Napoli anche questa volta, dopo 16 minuti, era già sul 2-0. 4 pappine anche al Sassuolo, Così ci siamo un po' vendicatucci. Ricordate le partite degli anni scorsi che le squadre piccole purtroppo ci mettevano sempre in difficoltà e qualche volta il Sassuolo ha portato addirittura i 3 punti dal Maradona. Ma oggi ha dovuto inchinarsi a questa fantastica squadra, a questi ragazzi fantastici e meravigliosi, straordinari. Una partita in cui si è vista veramente la differenza di qualità, la differenza di preparazione, la differenza di stare in campo. Il Napoli ha giocato una gara tranquilla, con calma, senza affanno, anche perché soltanto 2 giorni fa aveva giocato in Champions League contro i Rangers, un'altra grande vittoria anche quella. E quindi il Napoli con calma ha affrontato questi 93 minuti alla grande, in modo fantastico. Diciamo che in questa gara voglio sottolineare gli interventi di Meret, questo portiere che molto spesso è stato bistrattato dai tifosi del Napoli, invece sta dimostrando di meritare la maglia numero 1, sta dimostrando di essere un grande portiere, quindi i complimenti in questa gara li voglio fare in particolare proprio a Meret. Poi in difesa gigantesco Kim, mamma mia, quanto è sicuro questo centrale, quanto è forte. Molto bene Juan Jesus, molto bene come al solito Di Lorenzo e Mario Rui, grande cross per Osimhen. Insomma, Mario Rui è il terzino che fa più cross in Serie A. Grande centrocampo con il ritorno di Anguissà, non ancora al 100%, ma utile, indispensabile in quel centrocampo fantastico insieme a Lobotka. Zelinski un po' sottotono e poi mi è piaciuto tantissimo, naturalmente, Kvaratskhelia, dall'altra parte Lozano un po' sottotono, fantastico Osimhen. Quindi se dovrei dare la palma del migliore in campo, ragazzi, dobbiamo darla per forza questa volta a Victor Osimhen per la tripletta. Ogni volta che tocca la palla Osimhen è gol, fantastico. Cosa c'è da dire? Il Napoli quindi riconferma di essere grande, di essere bello, di essere forte e di essere capolista. Vedremo questa sera e domani che cosa succederà alle altre squadre, se il Napoli riuscirà
a distanziarle, quindi mettere ancora qualche punticino in vetta, oppure rimarranno i 3 punti di distanza dalla seconda, che ricordo è il Milan. Grande Napoli, quanto è bello il Napoli, come è forte il Napoli, mamma mia, abbiamo vinto con 4 pere al Sassuolo anche questa gara, ma anche se non avremmo vinto, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.